Eder, Mek, Pallister. La mia storia è senza fine. Io sono 30, quasi 31 mesi che ancora non so cosa è successo a Liliana. Quando è morta, come è morta e perché è morta. Questo è il mio dramma. Io voglio fare una piccola premessa. Intanto devo ringraziare Alice e Paolo Bevilacqua, che sono i miei avvocati, che mi seguono dal primo giorno e che mi dicono comunque non andare in TV, non andare in TV, non andare in TV, non andare... Adesso a un certo punto mi dicono non ti dico niente perché tanto in TV ci vai lo stesso, no? Ma sai cos'è? Si va alla ricerca un pezzettino qua, un pezzettino là, ogni tanto viene fuori qualcosa, capisci? Guarda, io non mi sono mai permesso, scusami, di offendere qualcuno o parlare male di qualcuno. Purtroppo Liliana sono state dette delle cose veramente inumane sul fatto che l'interruzione di gravidanza. Sebastiano, c'è gente che incredibilmente in questi 2 anni non si è ancora resa conto che tu ogni 2 minuti cambi versione. È vero che tu ogni 2 minuti cambi versione? Questo guarda fino a che vuoi. Sono cassetti di casa mia che ancora non ho aperto, perché per me i cassetti di Liliana erano sacri, non ho mai messo le mani nei cassetti. In casa, bigliettini, diari, qualcosa, ma li ha cercati? Perché mi fa stupore sentire, come ha detto un attimo fa alla collega, che lì sono ancora cassetti che non ha guardato. Non ho mai aperto i cassetti, ci sono ancora cassetti che io non ho aperto. Peccato che poi 1000 video dimostrano che tu invece già dall'inizio aprivi tutti i cassetti, per esempio quella volta che hai mostrato i soldi, che dici che Liliana ti lasciava lì da parte per ogni evenienza. Quando hai capito che Liliana era scomparsa? Il momento in cui Gabriella ha insistito tantissimo di andare a fare una segnalazione in questura e allora a un certo punto ho detto sì, va bene, andiamo a fare, ma sennò io altrimenti difficilmente sarei venuto quel giorno. A un certo punto Gabriella e Salvo entrano a casa mia con uno stratagemma e hanno cominciato a girare per la casa, anzi sono venuti lì come per dire, cioè non riuscivo a capire cosa sono venuti a fare, capisci? E poi perché non mi hanno detto? Perché non mi hanno detto? Noi abbiamo qua dei vicini che siamo molto in confidenza, li chiamo, gli ho detto guarda venite giù perché sono già le 6 e non ho notizie. Loro sono venuti qua, abbiamo aspettato, cosa facciamo, questo consiglio. A un certo punto, verso le 10, ero veramente sotto tensione, ho detto andiamo in questura, facciamo una segnalazione perché vediamo se è successo qualcosa. Abbiamo telefonato, mi pare, in ospedale, pronto soccorso, per vedere se c'era questo nominativo così. E non abbiamo avuto risposta, siamo andati in questura, lì abbiamo parlato, abbiamo raccontato queste cose qua. Io mi sono fatto accompagnare da questa mia amica, questi miei amici che sono venuti qua vicini, perché ero veramente sotto shock. Ho detto anche a loro, ho detto guardate, io ero sotto shock in cioè se tu mi chiedi adesso queste cose qua faccio fatica. Non siamo in tribunale, non siamo queste cose sono state chiarite con gli inquirenti, con la procura, di conseguenza io adesso non voglio parlare di queste cose qua perché eventualmente se ci saranno diciamo altre cose io sarò disponibile a rispondere, però qua sono cose che dicono loro, evidentemente loro hanno parlato con Sterpin e evidentemente qualcosa loro sapevano, loro sanno di quello che è successo, perché Sterpin si affanna a girare di qua di là tutto quel giorno, andare di qua sotto casa, quello o quell'altro. Questo io voglio analizzare, questo voglio vedere. Capisci queste cose qua? Perché gli amici
che non sono, sono ex carabiniere, lei era un funzionario, no? Un'impiegata nella scientifica. Sono cose, guarda, venire a casa mia, diciamo fare gli investigatori, quasi raggirarmi su certe cose, questo lo vedremo. Vabbè, questo lo vedremo. E allora proviamo a vedere invece adesso il blocco dei telefoni. Quel blocco là, fammi una cortesia. Sì. Io li ho già... Non mi sono mai allarmato, perché devo allarmarmi? Perché scopri il telefonino a casa, per esempio. E questo l'ho scoperto dopo. Di lì si è accorto più tardi che il telefonino era a casa. Io penso verso le 5:30, 5:40, così, quando è arrivato questo messaggio sul telefono di Liliana. Io non ero in grado, credimi, non ero in grado di affrontare certe cose, perché comunque ero sotto shock. Io sfido chiunque a un certo punto trovarsi in questa situazione in cui tutto ti scoppia, ti parte, e nei giorni successivi. Quando io sono stato chiamato in procura, evidentemente anche lì io ho detto a loro, guardate, fate quello che volete, perché non... Cosa vuoi dimostrare questo? Che ho detto, che ho sbagliato di dire? Che ho detto delle cose diverse? Liliana scompare quasi a Natale, ma il 14 viene bloccato il numero di Claudio Sterpin. Se a bloccarlo non è stato Babbo Natale, chi può essere stato? L'ho fatto io questo, ti spiego anche perché. Perché c'era questa telefonata, io infatti un paio di giorni dopo sono andato in questura facendo una deposizione in cui dicevo, guardate, c'è questo numero qua che sempre viene sul telefono di Liliana, e questo è, e loro hanno trascritto queste cose qua. Liliana mi diceva sempre, sai, c'è ogni tanto qualcuno che mi telefona, che mi fa così qua e là, io gli blocco il telefono. Io quando ho visto questo numero qua, che era solo un numero, e ho telefonato e di là sentivo solo respirare, io ho bloccato il numero di telefono. Infatti Sterpin l'ha detto nell'ultima puntata che eravamo, mi pare, in un'altra trasmissione, lui dice, Sebastiano ha telefonato e io non ho risposto. Allora io a un certo punto cosa potevo fare? L'ho detto io, un paio di giorni dopo l'ho detto questo numero qua, l'ho detto io loro. Io sono venuto qua per parlare di cosa mi aspetto, dagli esami che si stanno facendo. Lei mi parla dei telefoni, di quello e di quell'altro. Non so, torniamo indietro nel Medioevo, di quando parliamo di 30 mesi fa. Scusa, cosa vuoi che mi ricordi? Cosa vuoi che ti rispondo su queste cose qua? Se tu hai le tue idee, parliamo di tutte le cose sbagliate che ho detto. Il 30 dicembre 2021 fai un incredibile soccorso stradale a tuo figlio facendo invidia allo stesso MacGyver. Io l'ho dimostrato queste cose qua. Ho dimostrato queste cose qua. La questura ha chiamato mio figlio, gli ho mostrato come questi cavi sono stati... cioè, io non lo so. L'incidente era avvenuto sotto casa tua o un po' distante? 30 km da Trieste. Gabriella Micheli non ha una corda quella sera, non ce l'ha nemmeno Salvo, non chiede a Pino e Laura, ma chiama addirittura il tuo amico Arturo, distante 100 km. Ma che senso ha? Io ti posso dire cosa gli ho detto a Arturo. Ma come, questo te lo ricordi? Non eri scioccato e avevi perso la memoria? Guarda Arturo, mi ha telefonato mio figlio e è bloccato sul vallone e ho paura perché l'ho sentito diverso, non lo so, gridava, ho freddo, mi trovo qua, papà vieni a aiutarmi. Queste sono cose che io ho parlato con Arturo. Non ho parlato di cavi, di queste cose qua, assolutamente no. Evidentemente le cose
sono cresciute in maniera diversa. Quindi dopo aver scambiato Jasmine per un meccanico hai semplicemente scambiato Arturo per uno psicologo. Io mio figlio non l'ho più sentito, merito questa storia qua del cavo, capisci? Perché questa qua quando è venuta fuori lui è rimasto molto male, perché sembrava quasi che fosse il complice di un omicidio, capito? È stato paragonato a questo. Merito di questa storia del cavo o merito di questa storia del cavolo? Eppure dopo quel geniale intervento avrebbe dovuto ringraziarti, non escluderti dalla sua vita. Eravamo il giorno, mi pare, 30, no? Io ero a letto, lui mi ha chiamato, urlava, diceva di tutto. Io ho chiamato Arturo, gli ho detto: guarda, io vado da mio figlio, avevo problemi coi cavi, comunque vedrò di risolvere il problema. Sono andato, eravamo in confidenza, gli ho detto come erano le cose e poi gli ho detto: quando abbiamo sistemato tutto ti telefono, ti spiegherò come è andata le cose, e così ho fatto. Ovviamente una persona dotata di intelligenza non capirà mai come tu possa avere chiesto aiuto a una persona così distante come Arturo, che comunque dopo l'intervento richiamerai non una ma 2 volte. Ricordiamoci però che da Trieste arrivarono notizie che tu continuavi a incontrarti con tuo figlio, a meno che tuo figlio non avesse sospetti su di te. È possibile? Che domande mi fai? Ma guarda che sono domande veramente pesanti. Mio figlio, io e mio figlio abbiamo sempre avuto un rapporto molto profondo e particolare. Di conseguenza lui si è trovato in questa storia che è molto grande, molto pesante. Lui ha preferito distaccarsi da questo, allontanarsi. Posso assicurarti che comunque verrà il giorno che ci vedremo, ma non siamo arrabbiati, non siamo assolutamente. Io non voglio esprimermi a riguardo, anche perché non sono titolato per dire certe cose. Evidentemente poi io e i miei consulenti, ho sentito Barisani l'altro giorno, Generale Garofano, che comunque adesso a fine mese dovranno visionare questi vetrini, anche perché del corpo di Liliana, da quello che mi è stato detto, certo, non è che i tessuti molli non ci sono più, e Barisani me l'ha detto, anche la parte, diciamo, delle ossa sono quasi polverizzate, anche perché sono state tenute non in una bara zincata o diciamo piombata, ma in una bara di legno così normale, in un sacco addirittura. Fino alla fine. È stata tenuta in una bara di legno non zincata proprio grazie a te, che ti eri fissato che la dovevi cremare subito. Tutte e due le cose comunque sono paradossali, anche perché se è morta al 14 e come il suo corpo in 21 giorni è rimasto così integro, diciamo così. Se invece è morta il giorno 2, cosa ha mangiato, come si è cambiata, e tutte queste cose qua sono veramente incongruenze che comunque... Mi sei sembrato molto sicuro sulla data del 2. Io non sono quello che può dare le risposte, il mio pensiero è comunque deve essere successo qualcosa di molto, molto pesante. Io infatti al signor Sterpin gli ho chiesto questa famosa telefonata di 16 minuti fatto il giorno 13, comunque di darci delle spiegazioni, di dirci il contenuto di queste cose qua. E poi abbiamo Liliana che aveva il contapassi, ha fatto 54 metri e 45 centimetri nella casa in una forte agitazione. Diciamo che evidentemente Liliana e Sterpin hanno avuto uno scontro diciamo, su quello che può essere le idee di Sterpin. Secondo me è quello che mi fa supporre delle cose. Evidentemente Liliana non era d'accordo su quelle cose che Sterpin voleva. Io sono convinto che questa storia
d'amore, queste cose qua, una frequentazione fino a che vuoi, perché noi comunque si andava da persone che ci conoscevamo a dare una mano, a sistemare queste cose qua. E Sterpin infatti in una prima intervista dice sì, Liliana viene qua a darmi una mano, a stirare le camicie, e perché non viene anche, digli che venga anche il marito, che così comunque stiamo insieme, per carità, no? Ma poi c'era una cosa che volevo chiedere a Sterpin, se è possibile, cioè che quando dice noi andavamo lì al cimitero e eravamo in questo furgoncino così, che era il nostro centro di smistamento. Cosa vuol dire questo? Centro di smistamento, cosa smistavano? Cosa erano questi codici, diciamo, che dice il fratello? C'è qualcosa che ci viene nascosto, perché io mi metto alla pari con tutti quelli che stanno seguendo, anche come marito. Sebastiano oggi è un uomo che si sente tradito? È un uomo che col tempo che passa cresce sempre di più. Ogni tanto tira fuori qualcosa, come un prestigiatore che dal cilindro tira fuori delle cose. Questa frase mi dà l'idea che Sebastiano abbia seguito molti miei video, perché io ho sempre detto che lui è un numero 10, un fantasista, un giocoliere, un prestigiatore. Parliamo delle cose, le cose che sono, le cose che tutti si aspettano, di sapere, di avere una risposta. Io ti dico, non vedo l'ora che la procura a un certo punto ci dica, una volta che la dottoressa Cattaneo avrà fatto la sua relazione, presentato in procura, la procura deciderà e ci dirà cosa è successo. Io spero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.